Un saluto ai nostri amici telespettatori, eccoci al consueto appuntamento con la rubrica Family, Salute e Benessere. Oggi è nostra gradita ospite la dottoressa Beatrice Del Frate, che è direttore del Servizio Sistemi Informativi e Privacy della Direzione Regionale della Salute. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, grazie per l'invito. Buongiorno, grazie a lei per essere qui. Oggi parliamo in modo particolare del fascicolo sanitario elettronico e quindi parliamo anche di Sesamo. Lei era già stata qui nei nostri studi, ci aveva dato una spiegazione proprio quando stava partendo Sesamo. E quindi vediamo da allora quanta strada ha fatto. Ma ha fatto molta strada anche purtroppo per il problema della pandemia. Sì. Sesamo, come sapete, è la piattaforma della sanità digitale del Friuli Venezia Giulia, all'interno del quale troviamo il fascicolo sanitario elettronico, che come ben sapete è un contenitore di documenti sanitari digitali. La pandemia ha spinto l'accesso a questo fascicolo proprio per recuperare tutte le informazioni relativamente ai tamponi e ai famosi Green Pass che consentono poi di muoversi liberamente. Quindi c'è stata una spinta importante a partire dal 2020-2021. Ecco, dottoressa Del Frate, approfitto del fatto di averla qui perché sappiamo che ci sono stati dei problemi di accesso, lunghe attese anche per persone che magari dovevano ritornare a lavorare, avevano bisogno, no, di avere il certificato. Ecco, sappiamo che a livello regionale tutto funzionava nel senso che le informazioni arrivavano, ma il problema era soprattutto concentrato a livello nazionale, no? Perché tutti i dati devono essere trasmessi a Roma. Sì, le regioni trasmettevano i dati, gli esiti dei tamponi e delle vaccinazioni ed eventualmente anche le guarigioni direttamente al Ministero. Però al Ministero venivano fatte numerose elaborazioni a diversi livelli per poi produrre il Green Pass, quindi anche gli incroci dei dati, qualche volta magari dati di stranieri, per cui anche non avendo il codice fiscale rischiavano anche di entrare in un'altra fascia per quanto riguarda l'elaborazione del Green Pass, ci sono stati un po' di intoppi e di conseguenza non sempre questo strumento di accesso ai servizi è risultato immediato e veloce. Quindi non sempre la tecnologia fa la sua parte come dovrebbe, perché se c'erano questi intoppi erano intoppi a livello soprattutto di rete, perché gli operatori no, personalmente ce la mettevano tutta e ce l'hanno messa tutta. Però sì, sicuramente dobbiamo pensare anche che parliamo di decine di milioni di dati, no? E quindi tutta Italia confluiva verso questi sistemi nazionali, di conseguenza insomma qualche intoppo c'è stato. Purtroppo l'obbligatorietà di questo strumento ha creato delle attese importanti da parte delle persone, di conseguenza per poter andare a lavorare dovendo avere il Green Pass e avendo in regola tutto il discorso vaccinazioni piuttosto che tamponi era diventato un po' spiacevole per alcuni cittadini del Friuli Venezia Giulia. Fortunatamente la situazione è rientrata, ma che cosa si può effettivamente vedere sul fascicolo sanitario? Si può vedere tutto? Si ha tutto a disposizione? Ecco, adesso vedete più che altro la videata di Sesamo, cioè la piattaforma digitale all'interno del quale troviamo dei servizi veloci il cui accesso avviene senza nessuna identificazione e nel centro troviamo il fascicolo sanitario elettronico. Vi ricordo che per accedere al fascicolo bisogna avere un'identità digitale forte, ossia lo SPID, il sistema pubblico di identità digitale, oppure la carta d'identità digitale. All'interno del fascicolo troviamo tutta una serie di documenti firmati digitalmente da parte degli specialisti in cui troviamo tutti gli esami di laboratorio, le prestazioni ambulatoriali, i ricoveri, i verbali di pronto soccorso, le vaccinazioni, non ecco, solo proprio quelle stiamo Covid. vedendo sulla schermata effettivamente. Ecco, magari quella no? successiva così riusciamo a fermarci troviamo anche su ogni punto, su ogni aspetto. Quindi c'è la possibilità di vedere appunto le vaccinazioni, non solo quelle Covid, ma tutte quelle che sono state fatte dalla nascita in poi.
Poi abbiamo tutti gli esami di anatomia patologica, c'è tutte le ricette dematerializzate, quindi tutte le prenotazioni di prestazioni e anche prescrizioni farmaceutiche, ad esempio. E poi abbiamo la possibilità anche di vedere chi è entrato nel nostro fascicolo, che è una cosa importante, ossia quale operatore sanitario, che sia medico di medicina generale, pediatra di libera scelta, piuttosto che specialista ospedaliero, è entrato nel mio fascicolo per vedere una serie di informazioni utili poi per curarmi al meglio. Sì, sì, praticamente è una sorta di carta d'identità, proprio una carta di servizi con tutto. Praticamente siamo, no, schedati completamente e qualsiasi medico può chiaramente, se digitalizzato, raggiungere e capire subito effettivamente qual è il nostro stato di salute, qual è la nostra situazione, patologie pregresse, avere praticamente il quadro di tutto, no? Sì, sicuramente sottostando anche alle regole della privacy, per cui l'accesso avviene solo in presenza della persona piuttosto che in altre condizioni. Ecco perché è importante preservare, no? Gli attacchi hacker sono sempre dietro l'angolo, tra l'altro, no? Sì, ricordiamo che l'accesso a questi dati sanitari da parte degli operatori sanitari non è immediato e gratuito, nel senso che ci devono essere delle condizioni per cui si può accedere a questi dati, di conseguenza c'è comunque la possibilità di vedere anche tutto quello che è stato fatto in regione per quel paziente, non solo all'interno della propria azienda sanitaria, ma proprio in regione, e quindi tutte le attività cliniche fatte all'interno delle strutture ospedaliere. Una cosa che appunto diceva prima, invece di avere il nostro contenitore, raccoglitore di tutta la documentazione cartacea con cui ci si presentava dal medico per raccontare lo proprio stato di salute, adesso con un semplice clic si può accedere a tutta la documentazione personale per quanto riguarda la nostra situazione clinica. Ecco, si diceva che la pandemia chiaramente ne ha incrementato l'utilizzo, che poi dovrebbero esserci anche dei grafici che riguardano proprio l'utilizzo, no? L'utilizzo di questa piattaforma. Quando è partita nel 2018, che tipo di incremento ha avuto? Sì, diciamo che la partenza vera e propria è stata a marzo 2019, in cui proprio abbiamo dato l'accesso a tutti i cittadini. Proprio marzo 2019, Marzo ho sbagliato la 2019, data, nel 2018 era partito perché era un'obbligatorietà di legge partire col proprio fascicolo, però non c'era stato quel percorso di comunicazione, di informazione all'assistito. Ma fino ad ora abbiamo un accesso di circa 280.000 persone che accedono al fascicolo, quindi c'è stato un aumento veramente esponenziale nel corso dell'anno 2020-2021 e come vedete qui principalmente le donne accedono al fascicolo, un 52% sono gli cittadini di sesso femminile, forse un po' più sensibili da questo punto di vista. E vediamo anche per quanto riguarda l'età che fino ai 18 anni difficilmente, 19-20, perché non avendo particolari patologie non sono neanche proprio interessati ad entrare in questo mondo. Però vediamo che l'utilizzo dello strumento anche dai 51 ai 70 anni c'è un accesso abbastanza interessante, per non dire che abbiamo anche un 6% dai 71 agli 80. Questo perché con questo ricorso alla tecnologia degli ultimi anni ha portato anche a numerose persone di una certa età a dotarsi di strumenti smart per poter accedere a questi servizi. Oltre all'aspetto sanitario, che cosa si può fare anche con Sesamo, con questo portale? Con Sesamo possiamo cambiare il medico di medicina generale, quindi in maniera molto semplice si individua un medico che si trova nel proprio distretto, lo si sceglie se disponibile e a quel punto con un semplice clic si cambia il medico di medicina generale. Possiamo anche prenotarci
una serie di prestazioni all'interno delle aziende sanitarie. Non sono tutte le prestazioni prenotabili, però circa 180 prestazioni le troviamo, sono quelle di primo livello. Anche lì con la ricetta digitale, come si chiama adesso, ricetta dematerializzata, Sì. c'è la possibilità di recuperarla direttamente dal sistema e scegliere la prestazione, scegliere la giornata e l'ora e prenotarsi la propria visita all'interno dell'azienda ospedaliera. In sostanza questo è il futuro, perché pian pianino Sì. si sta allargando l'utilizzo, no? Sicuramente questo è il futuro, tenendo conto che la parte clinica rimane sempre umana, nel senso che Certo, tutta una serie di certo. attività amministrative possono essere fatte con questo strumento, però le visite e tutta una serie di altre attività cliniche rimangono, e dobbiamo ricordarlo, a carico del medico di medicina Beh, generale certo. pediatra e dello specialista. Però tutta una serie di atti amministrativi, come per esempio anche il pagamento del ticket, lo si può fare direttamente dal portale Sesamo, consente di non muoversi per l'atto burocratico, ma muoversi semplicemente per andare a fare la visita. In sostanza con un click raggiungi, no? Sì. Tutto, hai tutto a disposizione. Sì. Anche da ricordare che nel corso del piano di ripresa e resilienza, il piano nazionale Sì. ripresa e resilienza, ci sarà un forte impulso sul fascicolo sanitario nazionale, a cui tutti i fascicoli regionali si integreranno, e a questo punto il nostro dato circolerà all'interno di tutta l'Italia. Quindi se noi andiamo a fare una prestazione a Roma perché c'è una struttura particolarmente importante per la nostra patologia, entro qualche anno troveremo questo referto anche sul nostro fascicolo regionale. Bene, siamo giunti al termine di questo incontro con la dottoressa Beatrice Del Frate, che ricordiamo essere direttore del servizio Sistemi Informativi e Privacy della Direzione Regionale della Salute del Friuli Venezia Giulia. Grazie per essere stata con noi. Grazie a lei per l'invito, buona giornata. Ringrazio i nostri amici telespettatori e noi con la rubrica Family, Salute e Benessere ci vediamo giovedì prossimo, sempre alla stessa ora. Arrivederci.